intanto anche con il contributo di un video che ci può aiutare ad avere una visione di chi siamo e di che cosa vogliamo diventare. Prego. Identità, cultura, ambiente, accoglienza, produzioni, produttività. Guardu è questo e sicuramente può essere ancora qualcosa di più, una sintesi tra passato e futuro che adesso ci racconta Graziano Miglio. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui oggi. Bello questo video. Avevo capito che gli amici dell'Associazione Rinascita avevano questa intenzione, ma non l'avevo ancora visto. Allora, per dirla con Enzo Tortora, dove eravamo rimasti? No? Ognuno di voi può rispondere a questa domanda pensando al 1° marzo, al 1° dicembre, quando qui abbiamo tenuto un altro incontro da cui è partito un percorso che in questi mesi si è sviluppato e di cui a nome dell'Associazione Rinascita dovrò rendervi conto. Qualcun altro magari può rispondere a questa domanda pensando a tempi più lontani. Io che insomma invecchio come tutti noi, no? Naturalmente quando penso ai tempi lontani come un po' di rimpianto, di nostalgia per il tempo che passa, ma a volte anche il rimpianto e la nostalgia sono gli strumenti per andare avanti. Quindi preferisco dare la mia risposta. Parto dal 1° dicembre e parto anche insieme da questo video. Allora, vedete, in questo video mi piacerebbe rivederlo, ma insomma, lo guarderò con calma, ma per il lavoro che faccio mi capita di interpretare, insomma, di leggere abbastanza velocemente che cosa passa per le immagini. C'è una visione di Quartu alla quale non siamo più abituati. Noi abbiamo una capacità incredibile
superare le difficoltà, le sofferenze, le ansie parlando male di noi stessi. A me ha sorpreso, per esempio, alcune settimane fa, quando sulla statale 195, in quell'incrocio che porta verso Capoterra, dove c'è l'incrocio che porta anche all'area industriale del consorzio provinciale industriale, quando sulla rete, sui social, la caduta di un palo per il forte vento è stata immediatamente collocata a quarto. Cioè, i commenti immediatamente sono stati: è il palo di margine rosso. No, era da tutt'altra parte, no? E c'è quindi questo desiderio, questo rifugio, no? Nell'interpretare le cose che non vanno, attribuendole sempre a ciò che ci circonda, a ciò che ci è più vicino. E se guardiamo questo video, eppure è quarto, non è un altro posto, no? E se guardiamo questo video ci rendiamo conto che questa è una città che ha tante cose. Lo dico ricordando il lavoro che facevo un tempo. Ci sono chiese romaniche concentrate in un unico territorio come pochi altri comuni in Sardegna. Abbiamo 25 chilometri di costa come pochi altri comuni in Sardegna. Abbiamo un parco naturale, quello del Molentargius, che per chi segue la trasmissione su Rai 3 Geo compare ogni 2 o 3 mesi con un servizio. Abbiamo delle capacità umane che ci invidiano: artigianato, orafi, maestri dolciari. E io ricordo che quando mi è capitato di fare il sindaco nel 97, mi chiamò a un certo punto una giornalista che scriveva per il Venerdì di Repubblica, quindi stiamo parlando di una pubblicazione che è conosciuta in tutta Italia, e mi chiedeva: ma ho scoperto che nella sua città ci sono tutte queste c'è tutto questo artigianato di grande livello. Venne qui, fece un servizio, no? Pensate, quindi anche da fuori erano a conoscenza di questa grande capacità dei quartesi, il saper fare, perché storicamente la popolazione di Quartu non si è distinta per altre cose come altre popolazioni, no? Ci sono quelle che si distinguono per saper navigare nella storia, per saper commerciare, per saper... No, ecco, i quartesi si sono sempre distinti e ancora oggi si distinguono per questa grande capacità di saper fare. Pensate al vivere in questa città, dove si può vivere nei tempi moderni, stando su internet, vivendo in un ambiente di lavoro all'insegna dell'innovazione, e poi si gira l'angolo e si trova ancora, no? La signora che fa i dolci, l'artigiano che realizza gioielli di grande valore. Ecco, allora questo è stato uno dei sentimenti che ha indotto la nostra associazione ad interrogarsi in questi mesi, a partire dal 1° dicembre, lo ricorderete per chi c'era, per continuare poi in questi mesi e in queste settimane. Abbiamo incontrato tante persone, ci siamo confrontati con la cittadinanza, ma senza neanche tanta enfasi, privilegiando spesso, no? Non appaia questa una critica, per carità, ad alcune forme di comunicazione di oggi, privilegiando spesso, anzi sempre, il rapporto personale, il guardarsi negli occhi.
perché non c'è niente che ci consente di comunicare fra esseri umani più del guardarsi negli occhi. Ecco, noi in questi mesi abbiamo cercato di fare questo lavoro, perché avevamo tante paure, tanti dubbi, tante esitazioni, e dicevamo, vabbè, è una situazione complessa, difficile. Quartu non ha ancora chiuso perché così è la sua transizione da grande borgo agricolo a città. C'è andata vicino, c'è vicino, però non l'ha mai chiusa questa transizione. E quindi è necessario fare qualcosa di eccezionale, di straordinario, di grande, di importante. E ci siamo interrogati, ma è possibile fare qualcosa di straordinario, di grande, di importante, che possa definitivamente chiudere questa transizione nel momento più difficile? Perché è difficile la situazione generale e temo che nei prossimi mesi dal punto di vista economico lo sarà ancora di più. Perché è difficile quello che a questa città e alla Sardegna sta accadendo. Non so se voi avete notato, alcuni mesi fa l'Istat ha pubblicato le ultime statistiche. Per la prima volta, non voglio dire nella storia, perché sicuramente le vicende storiche nell'Evo moderno ci hanno consegnato tanti periodi travagliati, no? Pensate alla peste degli inizi del 1400, no? che colpì anche Quartu, pensate a tanti accadimenti storici, però ci ha consegnato, diciamo, rispetto ai tempi, considerando i tempi più moderni, per la prima volta una Quartu che decresce nel numero degli abitanti. Insieme a tutte le altre città, voi sentite parlare di spopolamento, piccoli paesi, la realtà vera è che si sta spopolando la Sardegna. E da questo spopolamento non è esente Cagliari, non è esente Sassari, non è esente Nuoro, non è esente Quartu. Regge timidamente, ancora oggi, per motivi facilmente comprensibili, guardate, è l'unica città in Sardegna che cresce nel numero degli abitanti, quella. E tutto il resto decresce. E allora noi dobbiamo avere consapevolezza che questo è un problema di tutta la Sardegna, ma che è un problema anche nostro. Perché se pensiamo che la risoluzione dei problemi debba essere rimandata sempre più in alto, credo che la risoluzione dei problemi non la troveremo mai. Bisogna sempre partire da se stessi. Abbiamo fatto questo ragionamento quindi sull'eccezionalità delle cose da fare e ci abbiamo studiato sopra. Io dopo mi rimetto gli occhiali perché alcuni appunti li ho presi, vi dirò su alcuni punti, su che cosa, perché abbiamo cercato di capire, vabbè, ma noi torniamo lì, non siamo più dei ragazzini, no? Come lo eravamo un po' di tempo fa, no? Non abbiamo le stesse energie, certo abbiamo più esperienza, torniamo lì, ma per fare che cosa? Ci siamo già stati, quindi è una cosa che conosciamo, non abbiamo neanche questa ambizione che è fatto umano, è giusto che ci sia ambizione di fare un qualcosa che non si conosce, è un qualcosa che già si conosce, che abbiamo provato con luci, ombre, gioie, sofferenze anche personali. Se si tratta di tornare lì, di ragionare sul tornare lì, per, come dire, sistemare un po' le cose, ma è giusto che ci provino, è giusto che ci provi l'armamentario politico che è conosciuto, no? Che si ha, centrodestra, centrosinistra, altre forze si confrontino, chi avrà la ricetta migliore governerà questa città, cercherà di fare. Però noi eravamo consapevoli che questo non bastava, che serve di più. E altrimenti che senso avrebbe, uso questa espressione antipatica, richiamare in servizio, no? Attingere alla riserva, ecco, usiamo questa espressione.
se non per fare questo, sapendo che c'è un tasso di freschezza inferiore, ma c'è un tasso di esperienza superiore e un tasso anche di... E allora, per fare una cosa così importante, serve più la freschezza e la giovinezza o serve l'esperienza? Io credo che servano tutti e due. E l'associazione Rinascita si è posta a questo problema e sta lavorando in questa direzione. Ci sono delle questioni importanti che possono essere affrontate. Una città ha bisogno anzitutto di essere pensata. Perché dico questo? Perché solitamente quando ci si confronta in situazioni normali, ma questa l'abbiamo detto prima, non è una situazione normale, è una situazione eccezionale, e ci si confronta semplicemente sulle cose da fare, da sistemare, da modificare. No, questa è una città che, se è vero che non ha chiuso quella transizione, ha bisogno di essere pensata. Pensare una città significa pensare a che cosa deve essere, a qual è la sua identità, e la sua identità è quello che vuole e che deve diventare, avendo consapevolezza di ciò che la circonda. Allora parto subito da una cosa di contenuto: la città metropolitana. Chi pensa che Quartu può risolvere i propri problemi e questa sfida incredibile che il mondo ci consegna, no? La globalizzazione, tutta una serie di questioni che ormai, no, abbiamo imparato a conoscere, c'è un calo nella borsa di Hong Kong e si riflette sulla nostra vita quotidiana. Questa è la globalizzazione, no? Prima di quel periodo, insomma, la borsa di Hong Kong poteva anche crollare, vabbè, che c'è. Oggi invece sappiamo che accadono queste cose. E quindi abbiamo bisogno di pensarla in un ambito metropolitano, che è l'ambito più grande che noi vicino abbiamo. Perché, dicevo prima, se pensassimo che i problemi li chiudiamo al nostro interno, nel nostro recinto, e li affrontiamo, no, non ci siamo. E voi pensate alla vita economica di questa città, ma pensate davvero che se fosse rivolta solo alla città di Quartu, quel sistema economico reggerebbe? No, sarebbe un sistema economico, oggi dicono gli studiosi, insostenibile. Per diventare un sistema economico sostenibile occorre che Quartu diventi un soggetto attivo importante dell'area metropolitana e della città metropolitana. Cioè noi dobbiamo fare in modo che quello che facciamo venga conosciuto all'esterno e che quando facciamo altri a noi si rivolgano. Questo è quello che dobbiamo fare, perché da soli non andiamo da nessuna parte. E allora qui c'è l'universo mondo su cui lavorare, dalla viabilità ai trasporti. Abbiamo una viabilità che è ferma più di 20 anni fa. Tutto ciò che 20 anni fa era sulla carta non è stato realizzato. Vi faccio un esempio, no? Noi oggi abbiamo una zona anche di pregio, Quartello, che è lì isolato, no? Ma quando si realizzerà che è finanziata, il collegamento tra via Italia e via Cecoslovacchia? Poi magari bisognerebbe anche cambiare di nome a via Cecoslovacchia, insomma, lo vogliamo mantenere un figlio storico, insomma. Però anche perché se lo vengono a sapere i cechi o gli slovacchi si imbufaliscono, no? Noi siamo gli unici, è una di queste nostre caratteristiche strategizzate, no? E chiudere quello. E quando è che affronteremo il nodo, per esempio, di Suidan?
che è chiaramente, insomma, non ci vuole un urbanista per capirlo, no? Il luogo dove generare sviluppo, dove generare innovazione, di interesse metropolitano, quello deve essere il luogo che attrae. C'è tutti gli investimenti che ci sono su Sidano, ma ci sono le fornaci Pinci che sono ancora lì, e c'è tutta una zona di servizi da realizzare in quel territorio. E perché non pensiamo a far diventare quel territorio come il luogo di pregio in termini di servizi, di cultura, di innovazione che noi portiamo alla città metropolitana, e lo facciamo diventare un luogo di interesse metropolitano, non quartese. Per fare queste cose occorre ragionare in grande, avere l'ambizione. Vedete, per fare queste cose importanti, ho parlato di innovazione, noi dobbiamo avere una capacità di avere consapevolezza delle nostre origini e delle nostre radici, perché le radici più profonde sono quelle che non gelano. Allora, se le nostre radici più in superficie sono gelate e sono perse, ricordatevi che abbiamo quelle più profonde che non gelano, ed è da quelle che noi dobbiamo partire. Mi verrebbe in mente di ricordare una frase di un grande architetto che molti di voi hanno sicuramente visitato Barcellona, Antoni Gaudí, quel grande visionario che si è pensato non solo, ma particolarmente la Sagrada Famiglia. Gaudí diceva una cosa semplice, intelligente: cosa c'è se si vuole raggiungere l'originalità, che è più semplice che partire dalle origini? Partiamo dalle origini per raggiungere quella originalità. È naturale che in tutto questo, in queste cose importanti, grandi, abbiamo paura. Abbiamo paura per tanti motivi. Primo, perché i tempi moderni sono all'insegna della paura. Guardate che cosa sta succedendo nel nord Italia, e non solo, insomma. Ma proviamo a fare uno sforzo maggiore. Potremo scoprire che la paura può diventare anche un'opportunità, una risorsa. Mi è capitato anni fa di scriverci un libro su questo. E ragioniamo come diceva Martin Luther King, no? Un giorno la paura bussò alla porta, e il coraggio andò ad aprì la porta e non c'era nessuno. Ecco, noi dobbiamo avere questo coraggio. Questo è quello che dobbiamo, è pensare davvero in grande. Non siamo quelli che stanno venendo, no? Qui a dire, non ci sfuggono i problemi, chiamiamoli così, minuti della vita quotidiana, dirò qualcosa più avanti, insomma, ma non ci sfuggono quelli, ma sappiamo bene che per dare senso alla risoluzione di quelli, o anche solo per risolverli, o abbiamo una visione complessiva, o altrimenti non ci riusciamo. Sì, la paura. Certo che c'era una paura personale, anche, e c'è una paura personale. Vedete, qui io ho una cicatrice, me la sono fatta un anno fa mentre correvo. Sono inciampato e siccome non ho più l'agilità, no? Ho battuto la testa. Per alcuni giorni non ho corso,
riprendere, perché altrimenti chi li avanza, no? Poi io fumo, quindi ho bisogno di tenere i polmoni in costante movimento, insomma, tenere giù la pressione, battiti cardiaci, eccetera. Quindi ho dovuto riprendere. E i primi giorni in cui riprendevo avevo molta paura, ero molto incerto. Poi pian piano ho ripreso ad andare, no? Dopo qualche settimana ho fatto anche il mio miglior tempo stagionale, quindi insomma vuol dire che le cose andavano bene. Però quella paura mi è rimasta e la uso ancora oggi quando vado a correre per evitare di cadere. Quindi questa ferita mi è utile per continuare a correre. Le altre ferite che ho avuto mi sono utili per provare a ragionare su quello che c'è da fare. E voi sapete a quale ferite io faccio riferimento, dove certo ho ragionato, ci ho pensato, e oggi è caso che lo dica, sono stato incauto, forse sono stato mal consigliato, ma l'ho fatto perché volevo fare una cosa il più veloce possibile, quindi ho pensato forse se la faccio qui ci mettiamo meno tempo rispetto a farla lì. Sono stato incauto. È logico che quella mia ferita genera paura, ma quella paura mi serve, perché in futuro non sarò incauto, non mi farò prendere dall'ansia di dover comunque, no, accelerare una cosa. D'altronde aspettare una settimana non avrebbe cambiato niente, non cambierebbe, ora lo so. Quindi la paura può diventare una risorsa. Dicevo prima su alcuni contenuti. Io credo che per tornare alla città metropolitana, al ruolo che questo deve avere, al fatto che non può stare da solo, noi dobbiamo puntare su alcune direttrici di sviluppo e ve le elenco. Primo, far rivivere il centro storico. Una città, anche la più grande, anche una metropoli, se non ha un centro storico nel quale ci si identifica, non ha una storia. E questo significa fare degli interventi, significa sistemare le cose, significa fare in modo che ci siano meno auto possibili e significa fare in modo di trovare il luogo dove mettere quelle auto. Questo è quello che dobbiamo fare se vogliamo far rivivere il centro dove c'è la casa comunale, dove c'è la Basilica di Sant'Elena, la nostra massima chiesa parrocchiale, e mi piace nel citare Sant'Elena, cioè mi dispiace, ma è giusto farlo. Ricordare una persona che da stanotte non è più con noi. Dire Monsignor Antonio Porcu e dire una cosa a cui manco lui teneva, alla quale manco lui teneva. Dire Don Tonio è un'altra cosa. Don Tonio ci ha lasciato stanotte. Era un bel personaggio. Io iniziai il mio rapporto con lui malissimo. Dopo un po' di tempo si creò una sintonia e un affetto, insomma. Fu il parroco che seguì la trasformazione di Sant'Elena in chiesa parrocchiale a Basilica, aveva interesse per quel manufatto, per recuperarlo, si devono a lui con la competenza tecnica di da farci il recupero di diverse parti. Era una bella persona, una persona che tutti hanno amato, e io vi prego, insomma, per chi lo farà più tardi questa sera, nelle proprie preghiere, di dedicare un ricordo a Don Tonio. Bel personaggio e non sembrava, però a suo modo anche molto simpatico. Insomma, sono convinto che
San Pietro di notte, quando l'ha accolto in paradiso, gli deve aver detto: solamente tu potevi salire il 29 febbraio, insomma, ma questo era lui. Ciao Tonio, e trascorri una bella permanenza. Quindi il centro della zona da destinare all'innovazione, da destinare anche al polo di formazione, di cultura, di servizi di interesse metropolitano. Ho già detto, la zona di Suriname, le fornaci Pigi, Molentargius. Ma è mai pensabile che noi, io non lo so, cercherò di capire con l'amico Paolo Truzzo, che in questo momento ricopre la difficile carica di sindaco di Cagliari e di sindaco della città metropolitana, che cosa c'è in questi progetti di cui in questi giorni si sta discutendo a Palazzo Chigi. E però lì c'è un problema di accessi al parco e di servizi legati al parco, e che non possono essere allocati. Io capisco che lì ci sono i manufatti storici, ma non possono essere allocati solo e esclusivamente sul versante cagliaritano, e bisogna ragionare su una valorizzazione e crescita del parco con servizi e accessi al parco allocati anche nella città del parco, che ha la stragrande maggioranza del volontario. Certo, sino al 1935 ce l'aveva tutto, come aveva anche tutto il poeta, tutta la sella del diavolo, insomma. Però va bene, adesso ce l'hanno altri, no? Ce ne siamo dimenticati che ci venne derubata una parte del territorio, ma pazienza, insomma, erano tempi quelli in cui c'era poco da pensare se fare una delibera da una parte all'altra, si faceva appunto e basta, insomma, no? senza discutere tanto. Quindi il problema del Molentargius, il problema del poeta, che va rimesso in connessione col poeta di Cagliari. E lì bisogna recuperare un errore che ci trasciniamo dietro. Primo, perché quando venne realizzato il parco Molentargius su Saline, in realtà si doveva realizzare il parco Molentargius su Saline Poeta, quindi dando un governo unitario a tutto quel compendio di grande pregio ambientale. Poi si decise di non fare così, Quartu si oppose, ma non ebbe la forza di impedire, no? Quell'errore. E io credo che bisogna riprendere una forma di collaborazione con il Comune di Cagliari per gestire insieme il poema. E poi c'è il litorale che ha bisogno davvero a sua volta di essere ripensato, e perché quello in teoria era un territorio che non è mai stato visto come un territorio di mare. Noi usiamo il termine litorale, no? Che è il termine appropriato dal punto di vista geografico, ma non è mai stato visto in quella maniera. Erano zone agricole, e poi è entrata la questione dell'opportunità delle seconde case. Da lì oggi abbiamo una comunità che supera le 15.000 unità, forse anche di più, se calcoliamo quelli che ci vivono e che magari non sono residenti. E quel territorio va ricondotto ad una unità soggettiva anche rispetto al parco. Soggettiva. Ha bisogno di un centro. E perché l'alternativa al centro è quello che lo consideriamo un luogo di case sparse. Io non ho mai visto, se non in Australia e Nuova Zelanda, no? Città di case sparse, dove i territori sono leggermente più, città di case sparse con 15.000 abitanti. E lì è necessario fare un centro, è necessario dotare quel territorio di servizi, fare in modo che chi ci viva sul serio e non conosca solamente la strada provinciale 17. E di questo abbiamo parlato per esempio con gli amici di Quartu, di Flumini, abbiamo sottoscritto anche un protocollo d'intesa, no? Un accordo, un patto, un contratto, anzi un contratto è meglio non usarlo perché non
un patto dove abbiamo detto anche istituiremo un assessorato che si occupa di flussi. Perché di questo c'è bisogno, non c'è bisogno di avere la mente rivolta a 1000 problemi e poi alla fine, come vedi, 1000 problemi, poi c'è anche i flussi. No, serve un momento, un luogo, no? Dove si ragiona sul flusso e ha un piglio di grande soggettività. Vogliamo lavorare su infrastrutture, realizzazioni. Vogliamo stipulare una convenzione con Cassa Depositi e Prestiti. Io conosco Cassa Depositi e Prestiti e ci lavoro. Io lavoro, il posto dove lavoro è uno dei proprietari di Cassa Depositi e Prestiti, quindi ho un rapporto continuo, ho verificato, lì abbiamo grandi possibilità. Io non so se in questi anni è stato preso in considerazione l'attivazione di mutui ordinari, di mutui straordinari, di convenzioni e contribuzioni che coprono le quote a parte su investimenti dell'Unione Europea, di riqualificazione urbana. Sto leggendo quelle che sono le attività ultime di Cassa Depositi e Prestiti rivolte alle amministrazioni locali, che c'è la possibilità di fare un fondo allocativo per la progettualità, cioè quando tu non hai soldi per fare dei progetti puoi attingere a quel fondo, no? E poi lo restituirai dopo che il progetto viene finanziato. Puoi finanziare, per esempio, puoi avere anticipazioni di tesoreria addirittura, no? Sulle spese correnti, che è la cosa. E puoi finanziare laddove è necessario le demolizioni che sono inevitabili, no? Qui si parla molto di una demolizione che è in corso di una piscina sulla 554. Io ricordo che al sottoscritto capitò di demolire un po' di più cose che stavano sulla riva del mare, e da allora, e non a Quarto, ma nell'intera Sardegna non si procede più in quella direzione. E credo che debba essere fatto, perché laddove è possibile intervenire, dare risposte, risolvere, no? Soprattutto nei casi di necessità, credo che si debba fare. Ma laddove non c'è un caso di necessità e laddove non è pensabile mantenere determinate situazioni, bisogna intervenire come la legge prevede. C'è da fare propria l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, quella che dà i 17 punti, emissioni zero. Noi abbiamo fatto una proposta alcuni mesi fa, lotta alla povertà, tanto altro ancora. C'è da lavorare per realizzare qui, in termini di innovazione tecnologica, una smart city, che significa tutto. Rendere più vivibile questa città nei servizi, negli spostamenti, nelle cose che si devono fare, renderla una città moderna. Penso alla viabilità elettrica. Ecco, ma perché non ci poniamo l'obiettivo di far diventare Quartu la capofila in Sardegna da questo punto di vista? È possibile. Perché pensare che è impossibile, che è una cosa così grande che non si può fare? Ma non è vero. Lo fanno in altre parti del mondo, perché non possiamo farlo? Lavorare sui trasporti, collegamento tra Cagliari, tra Quattro Cagliari è determinante. E qui la dico tutta, abbiamo studiato questo, ci siamo visti le cose. Io credo che Quartu avrebbe dovuto fare una battaglia più convinta sulla metropolitana, perché oggi siamo in una condizione che probabilmente di metropolitana leggera a Quartu dovrebbe accettare solamente l'arrivo in via Brigata Sassari, perché credo che nessuno sciagurato fra noi si metta in testa di mettere sottosopra Quartu per fare
Viale Colombo, Viale Lamue, arrivare sino a Piazza Eserra, eccetera, mettendo sottosopra la città, per una metropolitana di superficie che per portarci da Quartus a Piazza Repubblica ci impiega 40 minuti, perché passa da Quartuccio, da Seraggio, da Monserrato. È un errore. Chi l'ha fatto? Ha sbagliato. E noi non possiamo accettare, con tutto il rispetto, questo errore. È finanziato il troncone che porta questa metropolitana alle porte di Quartus, va bene. Non è ancora progettato il troncone dentro Quartus, non verrà progettato mai. Quello che chiederemo venga progettato, ed è fattibilissimo anche in poco tempo, sono 2 belle corsie preferenziali su Viale Marconi, con dei bus di nuova generazione elettrici, quindi assolutamente impattanti, che ci mettono nelle condizioni di avere un collegamento rapido e veloce con Cagliari, da concertare con la città di Cagliari, naturalmente, che si avvia a fare la rotatoria del senso unico tra Viale Marconi e la via che passa il Rio. Dobbiamo lavorare sull'economia. Dicevo prima artigianato, va valorizzato, perché se messo a sistema, non ho i dati esatti, ma se sul PIL di Quartu oggi l'artigianato è 10, poniamo, se messo a sistema, organizzato, e magari può diventare 20. E così dobbiamo fare per il turismo. E crescono per esempio microimprese, bed and breakfast, no? Albergo diffuso, e che ci sono anche a Quartu e che producono PIL per la nostra economia. Siamo convinti che se le mettiamo a sistema e se ci lavoriamo, raccordando tutte le cose, quel PIL che produce non aumenti? Io sono convinto di sì. C'è da lavorare nel sociale, nella cultura, molto. Lo dico per ultimo, perché chi mi conosce sa perfettamente che questa forse sarà il primo settore che vedrà impugnata una possibile amministrazione. Sul sociale e sulle prospettive, sui giovani. Possibile che qui a Quartu non abbiamo capacità di mettere su in piedi qualcosa che avvia, partendo da un rafforzamento del mondo dell'istruzione, i giovani alla connessione con le imprese, al voler creare imprese, favorisce quelle che oggi si chiamano start-up. Io credo che questo possa essere fatto con un ufficio, con dei momenti dedicati solo a quello. Convincere i nostri ragazzi che l'unica soluzione non è andare via, ma che forse si può rimanere anche qui se usano la loro fantasia. Ma quelli ti dicono: noi la fantasia ce l'abbiamo, però qui non riusciamo a fare niente. E allora noi impegniamoci a fargli fare qualcosa, a metterli nelle condizioni di fare qualcosa, altrimenti la diaspora dei nostri ragazzi che vanno via non la fermeremo mai. Non è un problema solo nostro, è un problema di Sardegna. Voi sapete quanto io tengo alla Sardegna, lo vedete dalla spilla che porto sulla giacca. E questo dobbiamo fare, ma dobbiamo rivolgerci anche ad altre categorie sociali, valorizzare il ruolo delle donne in questa città, valorizzare il ruolo degli anziani. E questa è una città che, in una Sardegna che si spopola, in una Quartu che inizia a spopolarsi, e con i tassi di natalità che abbiamo, è una città che sta diventando più anziana, che diversamente è giovane, non come diciamo noi vecchi, giusto per non abbatterci. Vabbè, gli anziani sono o no una risorsa? Non sono qualcosa o persone da accudire, no? Io auguro a tutti gli anziani di arrivarci il più tardi possibile ad essere persone da accudire, ma nel frattempo sono persone, donne e uomini che hanno capacità, intelligenza, esperienza, che hanno conosciuto il mondo,
sono una risorsa per questa città. Ma è possibile che noi non riusciamo a metterli nelle condizioni di incontrarsi, di vedersi, di rendersi utili come vorrebbero, no? Anziché passeggiare così, senza, no? Spesso anche in una solitudine incredibile. Io credo che questo noi siamo nelle condizioni di fare. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto in questi mesi. Abbiamo costruito un percorso, abbiamo cercato di trovare argomenti, di capire se si generava una mobilitazione collettiva, per un pezzo piccolo all'aspetto politico. Quella mobilitazione collettiva, per dirla, l'ho detto altre volte, sono quelle parole di una grandissima, secondo me, intellettuale sarda che si chiamava Nerede Rudas, usava proprio questo termine, mobilitazione collettiva, che logicamente comporta un'assunzione collettiva di responsabilità. Quarto, in queste condizioni non facciamo altro che parlarne male, però abbiamo visto può diventare, e di chi è il compito? È solo di chi si siederà in via Isopoli o è un compito di tutti i cittadini? Questo è quello che abbiamo cercato di capire in questi mesi. Abbiamo capito che pian piano i cittadini si stanno rendendo conto che è un compito di tutti rilanciare e far rinascere questa città. Noi abbiamo fatto questo lavoro. Gli amici dell'associazione mi hanno chiesto ancora di interpretare, di rappresentare, io lo sto facendo, ma ci rivolgiamo anche ad altri. Noi vogliamo allargare questo, che abbiamo detto è un campo civico, ma per un motivo molto semplice, non per un fastidio nei confronti del sistema politico o nei confronti del Parlamento. Tanti di noi vengono dal sistema politico, io ci sono nato, non rinnego la mia storia, né oggi né per il futuro, ma qui si tratta di una cosa diversa, si tratta di fare una cosa eccezionale che richiede un metodo eccezionale e richiede strumenti eccezionali. In questi strumenti eccezionali quello che noi chiediamo è di mettere da parte per un attimo, ma non del tutto, tra l'altro vi dirò perché, mettere per un attimo da parte le proprie convenzioni politiche, le proprie battaglie politiche e concentrarsi su quarto. Ecco perché il nostro sforzo non è non vogliamo i partiti, no. Noi diciamo solo ed esclusivamente che in questo momento è necessario non mettere un cappello politico a questo sforzo. Non è necessario essere di centro-sinistra, poi si continuerà ad essere. Anzi, è bene che si continui ad essere. Noi, a quelli che si stanno avvicinando, che provengono da mondi diversi, da culture diverse, da politiche diverse, e non diciamo devi mettere da parte la tua provenienza, no, la tua provenienza la devi mettere al servizio. Poi ci incontreremo, ci capiterà di parlare di altri argomenti che non sono quarto e ci scontreremo, ci combatteremo anche, come è giusto che sia in democrazia. Ma qui troviamo una via d'uscita e su questo noi continuiamo a dire, lo diciamo a tutti. Siamo, lo dico io per primo, talmente disponibili ad un'apertura di questo che arriviamo anche a dire, guardate, siccome noi non siamo come altri, no? E guardate, è tutto contendibile in questo percorso, anche la candidatura sindaco, se c'è un allargamento, se ci sono altre forze che si avvicinano, di cittadini
che dicono sì, vabbè, noi vogliamo discutere con voi, però vogliamo ripartire da zero anche per la candidatura a sindaco. Va bene, non c'è nessuna difficoltà, perché se si apre bisogna essere disponibili a tutto, e io per primo dico qui questa cosa oggi. Volete discutere anche quello? Discutiamo anche quello. L'importante è che lo si faccia nell'interesse di quanto. Una città che a volte, poi i social danno spesso una rappresentazione di questo genere, che sembra più composta da tribù contrapposte, no? Che si combattono o per consapevolezza politica, voi per addirittura ultimamente anche per quartiere dove si abita, no? Bisogna uscire non siamo tribù diverse, e dico anche che non siamo neanche un'unica tribù, siamo una comunità. Ecco, dobbiamo recuperare il senso di comunità, mantenendo ognuno la propria personalità. Io ho quasi finito, praticamente. Dove eravamo rimasti, l'abbiamo detto prima. Dove siamo? L'abbiamo detto in questa mezz'ora, 3/4 d'ora. Siamo un soggetto collettivo che guarda avanti. Siamo un soggetto collettivo che sbircia anche dietro, perché è bene sempre sbirciare dietro. Ma non siamo un soggetto collettivo che si ferma, si volta indietro e sta fermo. Anche per non finire, come la Bibbia ci dice, pietrificato. Si va avanti con lo sguardo rivolto indietro, sapendo anche gli errori che non si devono più fare, sapendo anche quanto insidioso è, e nessuno più di me ve lo può dire, l'esercizio del potere sull'animo umano e quanti errori ti fa fare. Se volete la mia testimonianza anche sugli errori miei, di vita mia, no? Potrei tenervi qui altre 2 o 3 ore, insomma, ma bene, ci penso io da sola ad interrogarmi, sapendo quindi anche questo. Abbiamo iniziato il 1° dicembre, era la prima domenica d'Avvento. Il caso, o forse no, per chi mi conosce bene, è che questa prima sintesi e questa nuova pagina la apriamo la prima domenica di Quaresima, no? Che è una domenica di riflessione, ma non è una domenica di riflessione fine a se stessa, è una domenica di riflessione che ci avvicina alla Pasqua di Resurrezione. Noi molto più umilmente abbiamo detto rinascita, insomma. Però per chi si vuole cimentare può anche sostituire rinascita con resurrezione. Questo è quello che vogliamo cercare di fare. Io non uso più il nome per un attimo, poi in finale. Io ho riflettuto molto, sono con gli amici dell'associazione Rinascita. Alla fine ho detto proviamo a continuare ad andare avanti.
candidato quando firma, no? Firma un modulo e accetta la candidatura, quindi nessuno è candidato, no? E anche io. Però ci sono. Forse se quella... per mettere la firma fosse oggi, probabilmente prenderei la penna che mi ha regalato mio figlio per i miei 50 anni, quindi insomma, non tantissimo tempo fa, 10 anni fa, adesso esageriamo, no? E firmerei. Le persone che mi stanno più vicine mi hanno detto: perché lo fai? Non lo so neanche io, sono rimasto angosciato per mesi. Lo sono stato anche stanotte, a dire. Anche entrando qui, mi scuso con quelli che forse non ho salutato, entrando qua dentro con l'affetto di sempre, insomma. Lo farò adesso, dopo che mi sono fumato una sigaretta, quindi non avvicinatevi prima, insomma. Però stamattina, prima di venire qui, dopo che ho finito di lavorare, perché mi capita di lavorare anche la domenica, mi sono voluto riascoltare una canzone di Gino Paoli, una lunga storia d'amore, no? Forse in tanti conoscete, che a un certo punto dice: fai finta di non lasciarmi mai, no? Anche se dovrà finire prima o poi. Bah, guarda, cosa vuoi che ti dica? Dovrà finire prima o poi, evidentemente non è ancora finito. In tanti ci aspettavamo. Inauguriamo anche la sede che abbiamo qua davanti, quindi vi invito ad avvicinarvi. Voi notate che insomma cerco di essere più, no? Così in questa mia veste da persona anziana, però alcune abitudini io non le ho perse, no? A parte fumare fuori appena finisco, eccetera. E quindi chi mi conosce sa che io sono molto superstizioso, no? L'inaugurazione della sede in realtà consisterà nel fatto che vi offriamo qualche dolcetto e un bicchierino e che naturalmente io deporrò un ferro. Grazie a tutti.